Formazione e informazione, concetti chiave dell'incontro di Confartigianato tenutosi il 18 luglio al Parco Hotel Continental. Il vicepresidente Giorgio Minighin ha parlato di rappresentanza, servizi e bilateralità. Comune denominatore di questi tre punti l'informazione, basata sul dialogo e sull'ascolto, soprattutto dei rappresentanti e delegati di Confartigianato, coloro cioè che sono a diretto contatto con il territorio e quindi portavoce di realtà e problematiche. L'obiettivo non è certamente quello di fare un soliloquio, perché questo lo fanno i professori e io non lo sono. È proprio quello invece di dare degli input, provocare delle reazioni e poi con la coscienza che è facile fare gli arrabbiati e muovere le masse. Noi però con la criticità di persone coscienti dobbiamo arrivare alla proposta. Perché? Perché la nostra capacità di rappresentanza sarà proprio quella di andare a fare delle proposte e non quindi solo delle proteste. Queste proposte però devono essere condivise, evolute, vissute, sentite dalla base, devono diventare elemento per cui devono sentirsi coinvolti. Ripartire quindi facendo squadra. Questa è una delle priorità annunciate dal neoeletto vicepresidente di Confartigianato del mandamento di San Nona di Piave, Davide De Marchi. Un team che punta sulla formazione delle persone per costruire, o meglio ricostruire, ciò che la crisi economica ha momentaneamente fermato. Bioedilizia, credito e colloquio con i rappresentanti politici per dare respiro alle aziende e sollevarle dalla pressione fiscale. Una delle nostre priorità è quello comunque in un comparto che per noi diventa comunque fondamentale, dove abbiamo la maggior parte degli associati, che è quello dell'edilizia, facendo una convenzione proprio a breve con un nuovo network, Clima Network Venezia, dove andiamo veramente a dare il là a quello che è un costruire sostenibile, un costruire in bioedilizia, un costruire sano, dove naturalmente non abbiamo alternative. Ci impone un po' il mercato questo, ci impone un po' quelle che sono le nuove regole, per cui dobbiamo formare i nostri associati e informare su quelli che sono i buoni parametri per costruire. Questa è una delle nostre priorità. Naturalmente oltre a questo ci stiamo muovendo anche proprio dovuto al periodo di crisi, come diceva lei giustamente, per quanto riguarda il credito. Stiamo cercando di fare anche delle forzature, se vogliamo, con le banche, cercando di evitare quelli che sono. Abbiamo anche verificato a volte alcune estorsioni nei confronti dei nostri associati, perché trattiamo veramente, siamo al limite dell'usura, per cui vogliamo che le banche facciano veramente i nostri interessi e non maltrattino noi associati, che in questo momento abbiamo bisogno di avere più garanzie, più fidi e più affidabilità da parte delle banche.